È notizia di oggi che verrà rifatta la segnaletica stradale nelle vie centrali qui di Portogruaro, via Cavour, via Seminario, via Garibaldi, eccetera. Rifacendo la segnaletica com'è adesso vuol dire che il senso di marcia rimane tale quale, No, allora, cioè si entra da Sant'Agnese. allora, noi abbiamo deciso di invertire il senso di marcia come amministrazione. Da quando? Da quando? Io credo che se riusciamo a fare la riunione che è prevista la prossima settimana con gli operatori commerciali, io credo che questo l'inversione in marcia possa venire in tempi brevissimi. Il fatto che noi rifaremo la segnaletica non comprometterà, voglio dire, l'inversione del senso di marcia, nel senso che il senso di inversione del senso di marcia era già previsto dal PUT precedentemente. Quindi Sì, ma come se i parcheggi sono messi obliqui, voglio sì. dire, uno quando arriva con la macchina. Quando faranno i segni, terranno conto dell'inversione, un problema che è all'ordine del giorno di stamattina e di ieri. Domani parleremo con l'assessore Ivo Simonella, che è assessore alla mobilità, per cercare faranno la segnaletica in modo tale che non possa essere rimesso poi rifatto di nuovo nel momento in cui, quindi guarda, se no viene una spesa doppia. Esattamente, è quello che Da evitare, insomma. Non c'è dubbio, verrà evitata, nella maniera più assoluta verrà evitata, quindi è un problema che stiamo discutendo in questi giorni. Io mi auguro che questa inversione possa avvenire a brevissimo tempo, perché ormai le decisioni le abbiamo assunte. Dobbiamo solamente, l'assessore Simonella deve solamente incontrare gli operatori della via, comunicare i tempi, modalità, e dopodiché questa inversione dovrebbe essere fatta, perché ormai, come dicevo prima, le decisioni sono state già assunte. Quindi allora si entrerà Si entra da San Nicolò sostanzialmente, sì, e si gira via Padre Bernardino. e invece la parte opposta di Si via gira Cavour. via Padre Bernardino. Quindi ci sono saranno le due entrate che imboccheranno in via Padre Bernardino e andranno nella rotonda di via Stato. Uno dei ritardi che hanno anche prodotto questo tipo di intervento era anche la necessità di valutare l'accesso sulla rotonda, visto che si doveva spostare il commissariato. Di fronte al commissariato c'era il parcheggio delle macchine della polizia stradale, e quello era un imbuto che doveva essere affrontato, che abbiamo rimandato per tempo, perché per molto tempo pensavamo che il trasferimento del commissariato avvenisse in tempi molto più rapidi. Torniamo sempre al fatto che ci sono state 2 elezioni, 1 anno e mezzo, che hanno prodotto però voglio dire, la soluzione che abbiamo trovato che è più congrua alle esigenze degli operatori e della mobilità, è quella proprio che si entra sia da Sant'Agnese che da San Nicolò. E si esce da, diceva? Padre Bernardino, via Padre Bernardino, nella rotonda di via Stato. Via Padre Bernardino, se arriva un pullman da San Nicolò, ce la fa a svoltare a destra? Sicuramente sì. Hanno fatto già, voglio dire, se no non spetta a me, voglio dire. No, perché c'è una parte che è riservata alle piste ciclabili e alla zona pedonale, quindi, cioè, voglio dire, dopo ci sono i parcheggi. Sì, allora, non facciamoci la testa. No, ma è una valutazione che aveva fatto il titolare del Spessotto. Ma non lo so bene, non c'è dubbio. Io mi ero chiesto questo problema, se ce la fa a svoltare, sì, tutto lì. Guardi, questo è il problema, non c'entra niente il titolare del Spessotto, perché questo è un lavoro che stiamo facendo da molto tempo. Se gli uffici, il comando vigili ha avallato questa proposta, evidentemente vuol dire che abbiamo fatto le simulazioni come dovevano essere. Dopodiché non ci può essere prima un problema dell'inversione di marcia, poi tanto il pullman quando arrivano, che devono passare di là, perché noi impediremo ai pullman di entrare dentro, se non quelli dell'albergo Spessotto. Allora ci sarà un pullman quando voglio dire, non so, 1 volta alla settimana, 2 volte alla settimana,
di più d'estate e meno d'inverno, ma saranno un pullman che saranno perfettamente collegati all'attività dell'albergo, perché altrimenti non credo che noi ci attrezzeremo per fare in modo che i pullman passano e attraversano la città. Sì, visto che anche per la pericolosità insomma, sono mezzi pesanti. È solo legato, voglio dire, a questo fattore principalmente se parliamo di pullman. Poi il resto ovviamente è legato anche alle altre attività commerciali, l'inversione al senso di marcia.